Allora Valentina, dopo l'Eurogol di mercoledì di Coppa, che ci siamo persi perché l'intervista non è uscita, comunque oggi vittoria per 4-1 contro il Como, diciamo che si è rifatto il Vittorio Veneto alla grande dopo ovviamente la sconfitta contro l'Unterland. Diciamo che era un po' magari quasi impossibile vincerla visto il momento di forma loro. Sì, oggi ci sono stati i primi 15-16 minuti in cui eravamo un po' in crisi, siamo rimaste con la testa in spogliatoio, dopo il loro gol ci ha svegliato, ci siamo date forza una con l'altra, abbiamo trovato il pareggio, il secondo gol e il terzo tutte nel primo tempo. Diciamo che è stata una partita positiva, abbiamo fatto bene, secondo me, diversi passaggi, diversi tiri, siamo state ciniche sotto porta. E va anche bene. Diverse traverse. Sì, diverse traverse, e abbiamo riscattato la sconfitta di domenica scorsa. Brucia, però andiamo avanti e adesso cerchiamo di preparare la partita contro l'Osio di domenica prossima. Bellissimo gol di Coppa. Il bellissimo gol di Coppa diciamo che non è stato voluto. Era un allontanare la palla dall'area di rigore, dato che mancavano 2-3 minuti. È arrivato questo bellissimo gol perché il portiere era fuori per via dell'aria e tutto, e va bene così. Abbiamo portato a casa un risultato positivo che fa morale e fa sempre bene, quindi ok. Diamo atto anche che è una Valentina Foltran che cresce continuamente. Sì, in quest'ultimo periodo mi sento bene sia fisicamente che sotto l'aspetto della fiducia da parte dei compagni e della squadra, e quindi viene tutto più facile personalmente, e speriamo di continuare così fino alla fine e basta. Allora Natascia, doppietta oggi, un paio di traverse, un assist, una partita mostruosa. Ho fatto il mio, nel senso che per fortuna sono tornata al gol, mi mancava il gol in campionato, era da un po' di domeniche che non arrivava, quindi sono contenta per quello. E poi per il resto Foltri sul primo gol mi ha fatto veramente un grande assist, quindi merito anche suo e di tutta la squadra. Quindi bene, bella, abbiamo fatto quello che dovevamo oggi, non era facile perché eravamo stanche, abbiamo gestita bene, siamo partite un po' maluccio, però poi abbiamo rimediato. Sì, dici stanche, però anche il Como ha giocato in Coppa, quindi effettivamente il Vittorio Veneto era più in palla, sinceramente. Poi per quanto riguarda la questione gol, Hernandez si stava avvicinando, quindi bisognava allungare. Sì, per quanto riguarda la questione gol, sì, giustamente è una ragazza forte, e io ero da un po' che non segnavo, quindi si stava un po' avvicinando. Sì, adesso non so cosa abbia fatto oggi lei. Per quanto riguarda noi, è vero, noi però avevamo anche, cioè non sono scuse, ma avevamo anche il viaggio abbastanza lungo rispetto a loro, quindi quello sicuramente vuol dire. Poi comunque avevamo già fatto una partita molto tosta mercoledì, oggi sicuramente siamo partite malissimo, cioè i primi quarto d'ora, 20 minuti eravamo inesistenti, poi per fortuna siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e poi alla fine tutte e due le squadre eravamo molto molto stanche. Diciamo che il gol vi ha dato una svegliata generale e poi è rientrata anche nei ranghi Martinelli. Sì, il gol sicuramente l'abbiamo detto anche noi tra il primo e il secondo tempo. Quando abbiamo fatto gol abbiamo iniziato a giocare finalmente. Miki sì, bene, per fortuna è rientrata perché avevamo bisogno di un po' di stabilità dietro adesso. Adesso bisogna vedere Vane, speriamo bene perché mercoledì Adri, oggi Vane, iniziamo a soffrire davanti adesso. Quindi però per fortuna comunque abbiamo una buona squadra, abbiamo delle buone giovani che hanno voglia di far bene, voglia di giocare, quindi sicuramente non sarà un problema. È un problema perché comunque vuol dire essere in meno e quindi dover sudare ancora di più. Domenica c'è una partita, ovviamente un'altra partita importantissima su un campo dove la Voluntas Osio non ha mai, cioè ha perso una partita solo. Sì, l'Osio all'andata è stata una partita molto molto strana, nel senso che eravamo andate benissimo in vantaggio noi, 3-0 facile, primo tempo, sicuramente non eravamo orientate bene il secondo tempo, però ci hanno messo poi il secondo tempo veramente in difficoltà, quindi sappiamo che se giochiamo come abbiamo giocato il primo tempo non ce n'è per nessuno, se giochiamo invece come abbiamo giocato il secondo tempo contro l'Osio è dura, quindi sicuramente sarà una partita dura, ma lo sono tutte da qua fino alla fine, quindi sta a noi andare in campo concentrate, non come abbiamo fatto oggi i primi 20 minuti. Allora mister, torna alla vittoria il Vittorio Veneto dopo il stop di domenica scorsa, 3 punti ovviamente fondamentali, magari i primi 10 minuti una dormita generale. Sì, veniamo da una settimana pesante, quindi la trasferta a Genova si è sentita
Sì, il primo quarto d'ora siamo entrati un attimino scariche, molle, e quindi abbiamo preso il gol con l'ennesimo tiro da fuori area e da lì ci siamo svegliati, quindi abbiamo cominciato a giocare, a fare il nostro gioco con palla a terra, con dei passaggi in verticali. Dopo abbiamo fatto degli ottimi gol, di qualità, quindi dico un bravo a tutte le ragazze per come hanno gestito questa settimana pesante. Quindi tra i chilometri, le ore e 3 partite difficili e tirate sono state veramente brave a dare l'anima fino all'ultimo minuto. Se dobbiamo guardare il confronto, visto che anche il Como ha giocato in Coppa, diciamo che il Vittorio Veneto è uscito molto meglio. Sì, ho visto che quelle del Como hanno tenuto per 30 minuti, quindi anche loro stanche. E dopo, quando sei sotto di 3-1 contro una squadra che comincia anche a giocare bene, anche le motivazioni, la grinta comincia a calare. Loro hanno fatto un buonissimo primo tempo, ci hanno messo in difficoltà. Dopo le nostre sono venute fuori bene, con qualità, con voglia, con grinta, tutte quante. Anche chi è entrato al secondo tempo è entrato subito con la mentalità giusta, quindi continuiamo su questa strada. Diciamo che è quello che chiedi sempre, ovviamente non sempre si può ottenere tutto, però oggi diciamo è stata un'ottima partita alla fine, perché poi ci sono anche 4 traverse, quindi da mettere in conto, quindi meglio di così non si poteva fare. Sì, sotto l'aspetto della qualità del gioco magari si è peccato un attimino mercoledì, comunque era una partita diversa perché contava passare il turno, e su a Bolzano con l'Unterland. Oggi abbiamo ricominciato a giocare a calcio con palla a terra, col possesso già dalla difesa, quindi una buona qualità di gioco, quindi torno a ripetere un complimento a tutte quante le ragazze. Allora mister, mancano 4 giornate di campionato, 2 di Coppa più eventuale finale, c'è da galoppare ancora. Sì, come abbiamo sempre detto, dobbiamo lottare fino alla fine, dobbiamo stare lì agganciati alla Riozzese fino all'ultima partita. Le affrontiamo serenamente, sapendo che dobbiamo prima di tutto fare delle grandi prestazioni. Quindi già domenica prossima andiamo a incontrare l'Osio, una squadra che all'andata ci ha messo in difficoltà. Noi questa settimana recupereremo le energie fisiche e mentali per essere pronte già da domenica. Pensiamo una domenica alla volta, dopo vediamo che a fine campionato chi vince è sempre la più forte. In una partita secca può succedere di tutto, in 22 domeniche vince sempre la più forte. Ultima cosa mister, mercoledì De Martin, oggi Stefanello, infortunate. Sì, adesso vediamo in settimana l'entità dell'infortunio della Vane. Finora siamo stati fortunati perché da agosto adesso praticamente non abbiamo mai avuto infortunati. Chi gioca a calcio sa che ci possono essere questi inconvenienti. Chi sostituirà la Vane, e sono certo che darà sempre il 1000 per 1000, quindi non do tanto peso a chi non c'è, ma do peso soprattutto a chi c'è, chi gioca, quindi mi dispiace per l'Adri e per la Vane, però chi scende in campo dà tutto. Siamo con mister Gerosa. Allora mister, un Como che è partito molto bene e poi si è un po' spento. Sì, buonasera. Sì, veramente oggi abbiamo cercato di interpretare al meglio le nostre possibilità e capacità questa partita, che sapevamo essere difficile perché abbiamo giocato con una compagine ben attrezzata, ben organizzata. Abbiamo cercato di dare qualche pensiero, qualche grattacapo, sono nato nella fase iniziale della partita. Penso che abbiamo tenuto bene anche il campo fino al 25esimo, il primo tempo siamo stati anche noi ben organizzati e abbiamo tolto questo gol. Poi dopo fatalmente abbiamo retrocesso un po' troppo la nostra retroguardia, abbiamo abbassato un po' la linea di gioco e abbiamo concesso delle giocate belle anche da parte delle nostre avversarie. Ci hanno fatto un paio di gol che ci stanno. Diciamo che si è un po' svegliato dopo il gol del Vittorio Veneto, insomma. Sì, è vero, diciamo che il Vittorio Veneto, dopo aver preso questa sbella da parte nostra, si è svegliato, ha cominciato a macinare il gioco come è la sua caratteristica, attraverso la sua fisicità, la sua espressione di gioco, e ci ha messo in difficoltà. Cioè, non toglie che noi comunque sono orgoglioso delle mie ragazze che hanno disputato, penso, una buona gara, per quanto noi eravamo attrezzati per la partita di oggi. C'è una cosa, mister, che notavamo dalla tribuna, che sì, hanno giocato sia il Vittorio Veneto che il Como, ha giocato in Coppa mercoledì, però magari ne è uscito peggio il Como. Sì, noi devo dire questo, che guardavo poc'anzi l'età media tra le mie ragazze e le ragazze di Vittorio Veneto, ci sono parecchi anni di differenza. Noi giochiamo attualmente con delle ragazze che sono 2000, 2001, 2002 e 2003,
pecchiamo di esperienza, pecchiamo di fisicità, e sono tutti elementi che comunque ci permetterà di crescere col tempo. Ho sottolineato proprio questo aspetto ai miei ragazzi nello spogliatoio. Ragazze, loro sono qua perché sono arrivate anche loro attraverso un processo di crescita con anni e quant'altro. Ci arriveremo anche noi con calma. Però detto questo, sono orgoglioso quantomeno per l'impegno profuso nella partita, ecco. Apro una piccola parentesi sulla Coppa, mister. 2-1 l'andata, poi il ritorno c'è stato questo 3-1 delle Ariozzese. Come l'ha vista lei? Se adesso obiettivo come mister non dovrei dire certe cose e aprire queste parentesi. Preferirei che il risultato magari più penalizzante per noi, però dovuto a un gioco e non a situazioni arbitrali di questo senso. Penso che sia per il Como che anche per qualsiasi compagine che gioca a calcio sono situazioni che fanno male al calcio. Io ho visto la mia squadra che si è espressa anche bene, abbiamo avuto delle occasioni importanti per poter chiudere la partita mercoledì e siamo stati penalizzati fortemente quantomeno da 2 soluzioni arbitrali che lasciano il tempo che trovano. Ecco, diciamo che non abbiamo la controprova perché le immagini purtroppo della partita non ci sono. È un peccato anche per il calcio femminile questo, perché non si dà la visibilità necessaria a tutte le squadre, come invece il Como fa in casa. Sì, è vero, noi cerchiamo di dare quanto è più possibile per noi una certa visibilità a tutte le ragazze e anche diciamo, a tutto il palinsesto del calcio femminile, perché penso che sia un movimento costantemente in crescita. Però necessita di costruire delle basi forti perché queste ragazze lo meritano, perché l'impegno che ci mettono è tanto ed è sincero. E anche noi, tra virgolette, gli addetti ai lavori in questo momento penso che stiamo facendo il nostro dovere nel miglior modo possibile.